A me non risulta che ci sia un dato che oggi ci dice che all'interno dei ristoranti di una palestra ci siano state, diciamo, azioni da grandi diffusori, da untori. Le ore 18 vuol dire farli chiudere, ma per sempre. È uno Zaia preoccupato per le ripercussioni economiche e sociali, quello che si presenta all'unità di crisi all'indomani dell'ultimo DPCM. La critica al provvedimento è serrata, troppi paradossi, dice il governatore, la tenuta sociale è a rischio. Rischia di partire una guerra tra poveri ed è esattamente quello che scatterà. Per una proprietà transitiva, per un fatto di giustezza, i centri commerciali che sono luogo di assembramento di fine settimana andrebbero analizzati e trattati. Mi chiedo come mai in questo DPCM non ci sono. Ma l'esempio vale anche per altri comparti. Secondo voi che senso ha pensare che il ristorante crei problemi che applica le linee guida e il museo no? Qualcuno me lo può spiegare? Cioè, perché sono rimasti aperti i musei? Ma è una scelta politica questa, allora non è epidemiologica. Da qui l'appello al governo di ritornare sui propri passi e partire dai dati dei singoli territori. Io veramente invito il governo a rivedere questa norma o avere il coraggio di dare facoltà alle regioni di decidere in base ai piani di sanità pubblica. E a proposito di sanità pubblica, Zaia torna sulla questione dello screening, leggi tamponi e coinvolgimento dei medici di base, trattativa fatta propria dal governo ma in queste ore in salita con i camici bianchi che pongono la questione della sicurezza degli ambulatori. Se tutti i medici di base si occuperanno del fare i tamponi ai loro pazienti che ne hanno bisogno e di attivare la fase di sorveglianza, capite che noi non avremo più nessuna coda per i tamponi, perché ognuno va dal suo medico di base. Altra partita, quella sulla didattica a distanza, con la nuova ordinanza della Regione in vigore da mercoledì per le scuole superiori. Ho firmato l'ordinanza per la chiusura al 75% come previsto dal DPCM, non ho alternative. Non era quindi l'ordinanza che voleva adottare Zaia, intenzionato a fermarsi al 50% e alternare gli studenti in classe, ma il governo ha posto le regioni di fronte a una scelta di fatto obbligata. Quindi oggi dico 0 o 75, siccome 0 non si può dire in un contesto come questo, mi tocca dire 75. Io lo trovo assurdo come viene impostato questo lavoro.